Presidente, è una regione in cui la DC si riunisce per discutere di tematiche politiche. Ecco, quali sono gli obiettivi nel prossimo futuro? Ma la DC in questa festa dell'amicizia si riunisce per stare insieme, per riflettere, per ragionare, per programmare, per fare il punto delle cose che abbiamo fatto, ma soprattutto per capire cosa vogliamo ancora fare per questo territorio e per questa terra. Siamo un partito che cresce perché è un partito che lavora, siamo un partito che ha davanti a sé la consapevolezza che ci sono dei valori che vanno difesi, coltivati e salvaguardati, che ci sono valori non negoziabili a scanso di equivoci, non cederemo mai sulla difesa dei nostri valori, neanche se questi potrebbero sembrare agli occhi di molti vintage perché lo riteniamo giusti, e quindi vogliamo che questa nostra esperienza e che questa nostra testimonianza possa essere conosciuta. La festa dell'amicizia serve per incontrarci, parlarne, riflettere e soprattutto dare la possibilità a tanti altri nostri amici di condividere le nostre scelte e la nostra crescita nei valori. Come vi preparate alle prossime elezioni comunali, tra cui ad Agrigento, che abbiamo visto che c'è una spaccatura, Fratelli d'Italia è andata via, ci sarà un candidato della DC ad Agrigento? Ma la Democrazia Cristiana è un partito che anche ad Agrigento sta crescendo, cresce nella qualità oltre che nei numeri. Non vogliamo fare fughe in avanti, abbiamo sempre avuto la convinzione che la coalizione debba ragionare insieme per trovare le ragioni che la tengano unita, anche se devo dire che purtroppo ad Agrigento c'è gente che lavora per disunire la coalizione, non per unirla. Noi siamo tra quelli che la vogliono unire, però come dicono i latini, se questo non dovesse esserci perché è impossibile, anemo tenetore, faremo le nostre scelte. Non siamo chi vuole fare fughe in avanti, però vogliamo che ci sia il rispetto della nostra realtà e soprattutto il rispetto dei rapporti dentro un'alleanza che noi vogliamo continuare a difendere e a custodire. Il vostro ruolo all'interno dell'asse? È un partito che siamo già 7 deputati, che non è escluso che cresca ancora, un partito leale, è in assoluto il partito che è sempre più presente nel voto d'aula nel sostegno del governo Schifani, e quindi continueremo il nostro lavoro guardando al raggiungimento di obiettivi importanti come quello del sostegno alle famiglie, quello del prestito d'onore per i giovani universitari che prenderanno risorse se vogliono rimanere qui, non che attendo all'agricoltura a partire da Ribera, ma non soltanto Ribera, sui laghetti, sulle reti idriche, su tutto quello che serve. Quindi vogliamo continuare a fare questo lavoro con umiltà ma soprattutto con determinazione. Qual è la capacità di attrarre, anzi le motivazioni per cui la DC attrae e chiaramente può fare? Perché è un partito che lavora e che soprattutto non promette se non sa che le cose che dice si possano in qualche modo mantenere. Che c'è tanta classe dirigente, giovani e donne, abbiamo oltre 500 consiglieri comunali, per cui la metà sono donne, cui l'età media non supera i 35 anni, stiamo guardando con grande attenzione al mondo giovanile e femminile, le donne sono in assoluto, credo, la nostra forza maggiore perché sono quelli che meglio di ogni altra sanno guardare all'aspetto sociale e all'aspetto economico, quindi questa potrebbe essere una ragione assieme al fatto che difendiamo le cose che contano. Un vecchio slogan della Democrazia Cristiana del 1987 credo diceva fai vincere le cose che contano. Beh, noi le vogliamo far vincere ma soprattutto le vogliamo far tornare ad essere cose che contano. Si voterà anche a Raffadali? Si voterà anche nel suo paese a Raffadali, si deve occupare già il secondo mandato, non si può più candidare. E quindi ci anticipi qualcosa? Io non sono candidato, io non ho Vabbè, lei magari alla regione potrebbe candidare. Non sono candidato a nessuna parte, nelle squadre ci sono gli allenatori e i giocatori, poi tra quelli che giocano ci sono i centravanti, i centrocampisti, i difensori, il portiere. Mi piace fare l'allenatore se ci riesco e vorrei fare un allenatore che lancia tanti giovani e tante donne. Ormai il calcio femminile sta prendendo corpo, quindi mi devo attrezzare a fare anche questo. Ma questo grande centro si può fare, Presidente? Ultima domanda. Noi ci crediamo, ci stiamo lavorando. Un paese bipolare che non abbia un centro è un paese con una democrazia monga. Se c'è la disponibilità delle persone
che credono che questo si possa fare, gli elettori ci sono, il 50% degli elettori che non va a votare sono moderati.